Fantin Gianfranco, la nostra ditta Fantin, è nata nel 1962 con mio fratello, che era il secondo, si chiamava Alfredo, e da ragazzo è andato a fare il pittore per qualche anno come dipendente da un artigiano, e quando è tornato dal militare il suo maestro gli ha detto: guarda, io chiudo l'azienda, se vuoi continuare con i tuoi fratelli ti cedo anche i clienti che abbiamo. E da lì abbiamo continuato. Noi siamo la ditta Fantin Art in virtù del fatto che facciamo anche opere d'arte, che abbiamo negli anni studiato e portato avanti per avere la qualifica di restauratori, di certificazione di beni ambientali e culturali, di poter lavorare sui manufatti. Perché quando io sono entrato con i miei fratelli, che ero più giovane, il lavoro di artigiano pittore mi piaceva, ma ero convinto che dovevo fare qualcosa in più per sentirmi più gratificato con la mia azienda. A Vicenza, delle 7 opere del Palladio, ne abbiamo restaurate 4, sono quelle cose. Quando hai finito, dopo nel tempo capisci l'importanza di aver fatto queste cose. Il premio come maestro artigiano non è neanche essere maestro. Io ho delle esperienze, ho avuto delle... perché non trasmetterle anche agli altri? Io non sono geloso del mio lavoro, perché se sei capace il lavoro non ti manca. Sono entrato in Confartigianato Vicenza, che mi ha dato la possibilità di diventare presidente provinciale, regionale, e dopo era il nazionale. La cosa che più mi gratifica, anche di recente, gente che allora sono venuto a fare dei corsi da noi, ogni tanto mi chiamano se ho altre alternative di insegnamento con loro ancora adesso. Allora passo a mio figlio Thomas, che lui adesso è presidente provinciale, regionale e nazionale, e quindi che anche loro fanno formazioni, e quindi naturalmente lui porta avanti quello che facevo io, la continuità del tuo sapere, e poi anche il rapporto soprattutto delle persone di 20, 30, 40 anni fa. Questo ti gratifica, che non ci sono parole, dove la gente ti ringrazia anche dopo 30, 40 anni. Artigiani sempre sul pezzo.